inascoltati, invisibili. Incontriamoci e portiamo Crotone in Calabria. I carabinieri di Varese hanno sequestrato nelle province di Varese, Milano, Crotone e Catanzaro beni per oltre 20 milioni di euro appartenenti alla locale di Lonate Pozzolo, affiliata alla cosca Farao Marincola dell''ndrangheta di Ciro Marina nel Crotonese. Sequestrate anche le quote di 17 società operanti nel campo edilizio e immobiliare, utilizzate nell'attività di riciclaggio del denaro proveniente da estorsione e usura. Sequestro di beni dalle prime ore di stamattina alla cosca di 'ndrangheta di Papanice nel Crotonese. Si tratta di immobili, ville, terreni, conti correnti bancari e aziende per un valore di 8 milioni di euro, riconducibili a Vito Mazzei, 34 anni, elemento di spicco della Coscamegna, e da Roberto Bartolotta, 46 anni, parente del noto Pantaleone Russelli, capo indiscusso dell'omonima cosca, coinvolti nell'operazione Perseus. Un altro sequestro di beni per circa 3 milioni di euro della polizia giudiziaria è interessato stamattina alla provincia di Cosenza. L'operazione si è svolta nei confronti di Fabio Falvo, sorvegliato speciale, ritenuto un elemento di spicco dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Abruzzese ed operante nei comuni di Castano Ionio, Querigliano e Rossano. Sul filo di lana della consigliatura il governatore Agazio Loiero ha firmato l'ordinanza per la nascita di 4 nuovi ospedali, Sibaritide, Piana di Gioia Tauro, Vibo Valentia e Catanzaro, e di 10 nuove case della salute: Scalea, Ciro Marina, Mesoraca, Pizzo, Soriano, Chiaravalle, Taurianova, Oppido, Mamertina, Siderno e Scilla. L'impegno finanziario attuale è di circa 800 milioni di euro. Per Loiero entro un mese ci saranno le gare d'appalto. È stato fatto il punto della situazione a 4 mesi dalla firma del patto per lo sviluppo dell'area urbana Lametina, che il governatore Loiero ha firmato con il sindaco Gianni Speranza e la presidente della provincia Wanda Ferro. I fondi complessivi previsti in 40 anni sono di circa 1 miliardo di euro. 150 milioni di euro sono subito disponibili per le prime opere, tra cui il polo regionale di ricerca e innovazione sull'agroalimentare, il parco regionale di impresa e opere di urbanizzazione nell'area industriale. È sbarcato nella serata di ieri a Crotone il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa in un incontro promosso dall'UDC crotonese. Cesa ha sostenuto, tra le altre cose, che l'UDC sarà determinante per la vittoria di Giuseppe Scopelliti e che la scelta di dichiararsi con il centrodestra è stata per non far vincere il centrosinistra, che in Calabria ha mal governato. Presenti all'incontro i massimi vertici del partito. È stato ad ampio raggio l'intervento dell'ex ministro e dirigente di spicco del PD Livia Turco ieri alla Mezzia Terme. Ha trattato infatti del voto utile, del Sud e soprattutto della sanità come componente della Commissione sugli errori sanitari. Turco, prima di tenere la conferenza stampa, ha visitato diverse strutture sanitarie e socioassistenziali dicendo di aver trovato eccellenze mediche. Agli elettori ha detto che non si può tornare indietro. Hanno deciso di chiudere a Catanzaro la campagna elettorale i 3 candidati alla presidenza della regione, Loiero, Scopelliti e Callipo. Alle 18 comincia Callipo all'Auditorium Casali Nuovo, che avrà al suo fianco Marco Pannella. Toccherà poi a Scopelliti alle 18:30 in Piazza Duomo. Alle 20 infine al Teatro Masciari il governatore uscente chiuderà con Vannino Chiti. Dalla mezzanotte poi scatta il silenzio e la pausa di riflessione prima del voto di domenica e lunedì.